un verso del Salmo 18. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rete, in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Questo il Signore è stato per me, è e sarà sempre. Il Signore ha fatto grandi cose nella mia vita, penso anche nella vostra vita. Vogliamo insieme lodarlo, benedirlo, ringraziarlo per tutto quello che fa per noi giorno dopo giorno. Vorrei anche fare un augurio a tutte le mamme e ringraziare il Signore per questo grande privilegio che ci ha dato di essere mamme. Dio ci benedica insieme. Davanti a me la metà ho, dietro di me terra bruciata c'è, soltanto Dio adorerò, non torni in me. Non mi vergogno più di te, non dare ascolto ai pensieri miei, alla presenza tua sarò, non torni in me. Io non mi tiro indietro, io non mi guardo indietro, solo te io seguirò, non torni in me. La tua chiamata sento già, rispondo adesso, non aspetterò, non ho futuro senza te, non torni in me. Io non mi tiro indietro, io non mi guardo indietro, solo te io seguirò, non torni in me. Io non mi tiro indietro, io non mi guardo indietro, solo te io seguirò, non torni in me. Vedo la tua luce, seguo la tua voce, indietro no, non tornerò. Vedo la tua luce, seguo la tua voce, indietro no, non tornerò. Vedo la tua luce, seguo la tua voce, indietro no, non tornerò. Vedo la tua luce, seguo la tua voce, indietro no. Io non mi tiro indietro, io non mi guardo indietro, solo te io seguirò, non torni in me. Io non mi tiro indietro, io non mi guardo indietro, solo te io seguirò, non torni in me, non torni in me, non torni in me. Oh, alleluia, gloria a Dio, alleluia. Vogliamo dire come Pietro, Signore, a chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Questa mattina siamo qui perché sappiamo che è una parola per ognuno di noi. Veniamo qui alla mensa dello Spirito Santo per poter ricevere una parola che viene dal tuo trono, Signore.
Questa mattina, prima di ogni cosa, vogliamo renderti gloria, onore e ringraziamento per tutto quello che tu hai fatto e che fai e che farai per noi. Signore, grazie per la tua fedeltà. Se possiamo vantare qualcosa è solo ed esclusivamente la tua fedeltà. Signore, benedici questo culto, parla con il tuo Santo Spirito, muoviti in mezzo a noi, soffia il tuo Spirito, porta liberazione, guarigioni, Signore, perché sappiamo dove c'è la tua presenza, c'è la tua benedizione. E Signore, tu non rimandi indietro nessuno, qualsiasi sia la condizione. Se c'è un'anima questa mattina che è venuto qui per toccarti, per ricevere da te benedizione, proprio come quella donna col flusso di sangue, partì dalla propria abitazione con tutte le sue forze, con quel poco che gli era rimasto, disse: se soltanto riesco a toccare il lembo dei suoi vestimenti, io sarò guarita. E questa mattina, Signore, con quella fede noi veniamo a te e ti diciamo: Signore, desideriamo toccarti questa mattina. Vogliamo ricevere benedizioni che escono da te. Grazie, Padre, per quello che farai. Benedici coloro che non sono potuti stare in mezzo a noi questa mattina. Ti preghiamo per coloro che sono nel letto di infermità, per coloro che hanno bisogno del tocco della tua mano. Vogliamo pregarti per la nostra sorella Ofelia, Signore. Signore, benedicila lì dov'è, perché sappiamo che tu sei con lei come sei con noi questa mattina. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria a Gesù. Amen. Io non mi sento perché non ho la cosa, però va bene. Ti vengo dietro. Alleluia. Vogliamo il Signore. Il tuo cuore. Sento poco fuori, vero la batteria? Ok. C'è una cuffia, no? Niente. Arriva?
sapete che mi metto poco qui a suonare, però quando ho voglia, perché questa mattina voglio lodare il Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Ecco, mi senti. Gloria a Dio. Alleluia.
Oh, alleluia. Santo sei, Signore. Oh, alleluia. Oh, grande. Oh, Signore. Lascia la vacanda la passa. Alleluia.
ringraziarti, Signore, perché fino a qui mi hai aiutato, Signore. Grazie perché la tua presenza è sempre con me. Grazie per il tuo Spirito Santo, per la guida che ci dai, Signore, in momenti difficili, nell'avversità, Signore, tu sei fedele, sei presente. Grazie, Signore, per mia mamma, perché è con noi. Alleluia. Grazie perché possiamo godere dei momenti, Signore, importanti. Grazie, Signore, per questo giorno che siamo qui a lodare il tuo nome. Grazie, Signore, per tutte le cose, Signore, che tu ci dai. Ti ringrazio perché a volte chiediamo e non vediamo quello che abbiamo. Grazie, Signore, perché a volte siamo ingrati, Signore, ma stamattina ti ringrazio, Signore, anche per quello che non ho. Grazie, Signore. Grazie, Signore, per tutto quello che fai per me. Sei bello, Alleluia. sei grande. Grazie, Signore. Grazie, papà. Grazie per il tuo amore. Io sento le tue coccole, Signore. Grazie. Gloria a te, Gesù. Grazie, Oh, papà. lascia la vacanda la passare. Grazie. Grazie. Santo sei, Signore. Oh, lascia la vacanda la passare. Le parole no, basterà.
Alleluia. Oh, alleluia a te, Signore, ti lodiamo. Amen. Sì, grazie Signore anche per questi altri anni che mi stai dando. Grazie, benedici. Grazie Signore perché non mi aspettavo. Alleluia. Dovevo, Signore,
Alleluia. Forse, Signore, c'è qualcosa, Signore, che io ancora non ho capito, Signore, ma, Signore, voglio confidare. Grazie, Spirito Santo. Voglio Grazie, Signore. grazie ancora per la mia vita, Signore. Grazie. Ringrazio tutti i miei fratelli, Signore, che mi hanno augurato questo compleanno, Signore. Signore, fin quando la mia vita, Signore, la mia esistenza, Signore, sarà ancora qui, Signore. Grazie. Io voglio bene. Amen. Amen. Alleluia. Grazie, Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Oh, alleluia. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Grazie, Signore. Amen. Quando alziamo le mani verso il trono della grazia di Dio, siamo toccati dalla sua presenza. Questo cantico ti invita a alzare le mani verso il Signore. Forse stamattina non hai forza, sono tante le prove e le avversità, ma c'è qualcuno vicino a te che ti aiuterà a alzare le tue mani in alto. Quando Mosè teneva le mani in alto, la battaglia era vinta. Alzo le mani anche se ho poca forza, ma confido in colui che mi dà la forza. Alzo le mani, anche se non ho forze.
Alleluia. Quando alzo le mani. Alleluia. Sì, Signore, il tuo popolo alza le mani verso di te. Come imbuto, Signore, vogliamo chiederti la tua benedizione sulla nostra vita. Signore, grazie perché abbiamo Noemi questa mattina con noi. Continua a benedire la sua vita, Signore. Tu conosci il desiderio del suo cuore, Signore. Dagli nuove forze, Signore. Fa che possa continuare a benedirti e lodarti con tutta la sua vita, Signore. Con quello che tu l'hai chiamato a fare, Signore. Tu non l'hai mai lasciata sola perché tu sei il suo Dio, Signore. Sei colui che non dorme e non sonnecchia. Sei colui che ti prendi cura di lei, Signore. Grazie. E ti chiediamo, Signore, che tu possa continuare a fortificarla. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Accomodatevi. Come sapete, Gianni ha compiuto gli anni oggi e quindi gli abbiamo fatto... ma ti sto seguendo, guarda che ti seguo. Fra poco, mercoledì è il mio compleanno, quindi anch'io sto per raggiungere, non la sua età, ma lo seguo. Va bene, gloria a Dio, Dio è buono. Abbiamo sentito che è nata anche la nipotina di Palmiro e Silvia, figuratevi. Sono adesso sì che gli ho detto, adesso sì che possiamo dirti che siete anziani, che siete nonni. Dio è buono, Egli usa la benignità fino alla 1000ª generazione. Amen. Noi siamo alla 5ª generazione, gloria a Dio, nella mia famiglia. Ringrazio il Signore per mio papà e anche per i miei fratelli, per i figli, per i nipoti e i nipoti ancora, pensate. Dio è fedele, è buono. Amen. C'è qualcuno che desidera ringraziare il Signore questa mattina? Non voglio togliere l'opportunità. Sì, Antonella? Io voglio lodare, benedire, ringraziare Dio. Anche Andrea mercoledì farà il compleanno. Lo ringrazio infinitamente. È dal 2018 che è morta la mamma che ho preso io, la mano di Andrea, e lo ringrazio per tutta la forza, l'amore, l'intelligenza, il discernimento che mi ha dato in questi anni. Ringrazio perché Andrea adesso so che sta bene, abbiamo trovato una buona soluzione e è stato un grande aiuto Gesù. Se non avessi avuto Gesù in certi momenti non so cosa dire, non ce l'avrei fatta. Ringrazio veramente tanto, metto sotto la benedizione di Gesù Andrea. So che per Gesù Andrea è particolare, lo so bene, lo ama particolarmente e gli chiedo di benedirlo. E anche una cosa che ho nel cuore, magari fa un po' tristezza, però io gli chiedo di accompagnarlo, Andrea, di accompagnarlo io. Grazie Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Volevo dire per quanti ci stanno seguendo in diretta, se sentite casomai che non sentite bene, in corso lo possiamo fare, quindi magari scrivete un messaggio a Nino, lui è lassù, legge il messaggio, perché l'altra volta, pastore, a un certo punto non si è sentita più la predica e allora dopo non possiamo fare più niente, ma in corso si può aggiustare. Comunque basta che ce lo dite perché noi quei tre là li lapidiamo, tutti e tre. Il primo, il secondo e il terzo li lapidiamo. Va bene? Bene, c'è qualcun altro che desidera ringraziare il Signore? Sì, oh che meraviglia. Sì, vieni tesoro, vieni, diamogli il microfono. La mamma di Cristina. Ringrazio il Signore con tutto il mio cuore per il pastore. È un ricordo meraviglioso che ho di Gianni perché è una persona molto semplice e quando dice qualcosa ti arriva al cuore. Voglio ringraziare Cristina e Mariano che spesso mi rifugio da loro per riprendermi perché dopo la morte di mio marito non sono stata più bene. Ringrazio tutti voi perché siete meravigliosi. Io sento sempre parlare di voi attraverso Cristina e Mariano. Comunque noi siamo un popolo che ci conosciamo perché siamo il popolo di Dio. Ringrazio con tutto il mio cuore. Amen. Pensate che lei mi conosce ancora quando eravamo fidanzati, Elisa.
Adesso fanno 40 anni, che si sposano, a ottobre facciamo 40 anni di matrimonio, per la grazia di Dio. Sono passati 40 anni. Dio è fedele, amen. Abbiamo passato tempeste, venti, burrasche, ma la casa è rimasta in piedi. Perché? Perché c'era la terza corda in mezzo a noi, che è Gesù Cristo il Signore. Amen. È Lui che tiene in piedi le case. Alleluia. Bene, qualcun altro che desidera? Sì, Gildo. Io non posso fare a meno di farlo. Ringrazio il Signore per tutti voi che avete pregato per Eleonora. Ha fatto l'operazione mercoledì e la cosa che veramente ci ha stupito che ci avevano detto che dovevamo stare in ospedale dai 3 ai 5 giorni. Il giorno dopo siamo tornati a casa. Ha fatto l'operazione e è a casa perché deve stare attenta a non avere troppi contatti, però sta benissimo. Cioè, noi la guardiamo, non sembra minimamente che abbia affrontato un'operazione, quindi voglio veramente ringraziare il Signore per le vostre preghiere e per come ha operato in questa cosa. Amen. Posso chiedervi una cosa? Ditemi sì. Allora, siccome che Ofelia ci sta seguendo e lei è nell'appartamento e nella casa di Lorena, cosa dite se vi mettete qua e la salutiamo tutti quanti? Cosa dite? Dai, venite qua, dai, qua. Vi girate, la salutiamo e gli diciamo che la vogliamo bene, è vero? Amen. E gli diciamo che ci manca? Cosa dite? Dai, salite qua su, anche vicino a me, così mi nascondete. Ofelia, ti vogliamo bene. Ti amiamo nell'amore del Signore. Aspetta che c'è qualcuno che deve allontanare un po', se no non ci prende tutti. Aspetta, c'è ancora altri ritardatari che arrivano. Gira un po'. Ti amiamo, ok, grazie. Gloria a Dio. Posso ringraziare anch'io? Sì, come no? Non ti ho visto, ma avevi detto? No, ok. Ok. Diamogli il microfono a Noemi, per favore, che vuole ringraziare il Signore. Grazie Gildo. Allora, oggi ho un grandissimo motivo per essere grata a Dio. Immagino che lo sapete. Oggi è la festa della mamma e il mio motivo più grande è proprio la mia mamma. Io sono grata a Dio perché da che lei aveva 2 mesi di vita, 5 anni fa, sono passati 5 anni ed è ancora qui. Gloria a Dio. Il Signore ci sta concedendo a me e alla mia famiglia di godere ancora della presenza della mamma. Nonostante di nuovo ha ripreso a combattere, però lei combatte col Signore sempre. Gloria a Dio. Lei ha il Signore accanto e combatte sempre. E la cosa meravigliosa che io mi porto di mia mamma ogni giorno è che lei, ogni volta che io la chiamo, ha sempre una parola di incoraggiamento. Amen. Cioè dovrei essere io a incoraggiare mia mamma, no? Per la sua situazione. Invece è lei che incoraggia tutti, incoraggia la famiglia, ci sprona ad andare avanti, ci sprona ad avere fede, a guardare al Signore, ci sprona a credere alle promesse, alle benedizioni che Dio ha fatto per noi, che Dio ha stabilito per la nostra vita. Io al posto suo probabilmente non so come avrei reagito, però io sono grata a Dio anche per la mamma che mi ha dato, ha una forza incredibile. Io penso che sì, è Dio che la porta avanti, ma è anche questa forza, questa fede che lei ha, che le fa affrontare giorno dopo giorno, nonostante tutto. Cosa dire? Grazie Signore, perché Lui mette sempre le persone giuste nella nostra vita, anche i genitori, Certo. sia quelli che sono stati, che adesso non ci sono più, ma anche quelli che ci sono. Impariamo ad apprezzare ogni momento, ogni minuto delle persone che amiamo, perché noi non sappiamo quanto tempo ci saranno. Siamo grati ogni giorno per la grazia che Dio ci fa di avere accanto le mamme, no? Hai 90 anni,
91. Cristina, è un dono questo, avere una mamma di 91 anni, quasi 92. Io ringrazio veramente tanto il Signore. Fra qualche giorno ritorno di nuovo giù, questa volta starò un po' più di settimane perché ho le ferie, quindi gusterò ancora della presenza di mia mamma. Io ringrazio tutti voi per le preghiere che state facendo. Qualche giorno fa un membro di questa chiesa mi ha mandato un messaggio, non sentivo questa persona da tanto, poi non ho un rapporto così stretto, e mi ha detto: ciao Noemi, come stai? Come sta tua mamma? Sto pregando per lei. Il Signore ha parlato al mio cuore, ho detto grazie Signore, perché famiglia è anche questa, pregare gli uni per gli altri. Stiamo pregando per Ofelia, abbiamo pregato per la figlia di Gildo, stiamo pregando per tante altre necessità della Chiesa. Noi facciamo forza in questo, la Chiesa fa forza nella preghiera. Amen. Anche se siamo distanti, siamo lontani, magari non ci vediamo spesso, ma l'unica vicinanza che possiamo avere è attraverso il regno del cielo, attraverso la preghiera. Quindi continuiamo a pregare gli uni per gli altri, soprattutto continuiamo a pregare affinché la Chiesa sia sempre più unita, perché negli ultimi tempi sarà molto difficile. Invece questa vicinanza in preghiera al Signore, l'uno per l'altro, veramente ci può aiutare a rimanere stabili nel Signore. Amen. Amen. Grazie Noemi. Gloria a Dio. Graziamo il Signore per i fratelli che ieri hanno fatto la raccolta alimentare, che sono stati lì a raccogliere, per l'impegno che hanno avuto, anche per coloro che erano con il banchetto, con il gazebo a donare i libri per coloro. Abbiamo capito che i libri se li prendono più quelli della Chiesa, stanno facendo proprio una buona parte, perché ieri mattina abbiamo visto purtroppo passano delle persone, guardano e poi vedono anche l'insegna della Chiesa Rifugi in Cristo evangelica. Evangelici? No. Evangelico? No, non vogliamo niente. Evangelici non vogliamo niente. Provate a immaginare dove sta andando la testimonianza. Per causa di qualcuno che purtroppo si spaccia per evangelico, o altri che purtroppo non hanno realmente, perché Evangelo vuol dire comunque una persona che ha conosciuto Cristo, che testimonia con la propria vita che conosce il Signore, ha conosciuto il Signore. Però purtroppo anche questo sta succedendo. Noi vogliamo invece chiedere al Signore che si possa usare di noi ancora, che la nostra Chiesa possa essere un profumo per la nostra città. Amen. Bene, volevo anche darvi gli annunci, adesso li leggerò io. Dove sono? Li proiettate? Annunci, le matite. Allora, martedì preghiera nelle famiglie, mercoledì alle 21:15 incontro su Zoom, vi verrà dato da Sonia sicuramente chi vuole collegarsi. Io purtroppo non ci sarò perché è il mio compleanno e quindi mercoledì mi do, se ci sono ancora qua, perché io sai, però ok. Giovedì alle 20:30 studio biblico in chiesa. Vogliamo ringraziare il Signore per come il Signore sta parlando ai nostri cuori, è vero o no? Amen. Sabato alle 18 ai Nidiu, riunione dei giovani, sospeso, perché saremo a porte aperte, perché un gruppo della Chiesa, sapremo un bel numero, sapete che parte per le porte aperte quest'anno? Volevo anche dirvi, comunque abbiamo fatto già un'offerta a porte aperte, ma porteremo ancora un'altra offerta, quando saremo lì, porteremo un'altra parte. Ah, già fatto, Carlo, già vedete com'è. Il 31 avremo i battesimi. E avremo l'agape dopo i battesimi, ognuno porta qualcosa, magari qualcosa in più, mettetevi d'accordo con la nostra sorella Viorica e per favore dopo però magari mettete i tavoli come eravamo rimasti d'accordo. Quindi al 31 avremo i battesimi. Dio è buono, amen. Proprio per i battesimi questa mattina voglio parlarvi di un battesimo particolare. La predicazione di questa mattina si tratta da l'Etiope, il primo non ebreo che si è convertito, un etiope. Leggiamo con l'aiuto del Signore Atti capitolo 8 dal 26 al 40. Atti capitolo 8 dal 26 al 40. Io questa mattina pensavo che non dovevo essere io a predicare perché ero convinto che venisse il pastore Bosi e invece sarà
il 24 che lui sarà qui, 24 maggio. Meno male che me l'ha detto, ha detto guarda che io domenica non ci sono, detto, pensavo che eri tu. Comunque, allora, visto che io stavo considerando questo passo della parola, poi il Signore ieri ha confermato. Siete pronti? Siete pronti? Wow, gloria a Dio. Un angelo, no, perché può essere che ve ne uscite tutti quanti e non mi trovo solo io. Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso mezzogiorno sulla via da Gerusalemme, scenda a Gaza. Pensate che Gaza non esiste proprio più. Essa è una strada deserta. Sì, è proprio deserta adesso. Egli si alzò e partì, ed ecco un etiope eunuco e ministro di Candace, della regina di Etiopa, e sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. E ora, facendo ritorno, seduto sul suo carro, stava leggendo il profeta Isaia. Lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: e come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che stava leggendo era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora, come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperto la sua bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione? Poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. L'eunuco rivolse a Filippo e gli disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli cominciò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il tuo cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo. L'eunuco non vide più e continuò il suo viaggio tutto allegro. Poi Filippo si ritirò in Azot. Ok, e proseguendo evangelizzò tutta la città finché giunse a Cesarea. Gloria a Dio. Il nostro Dio è un Dio meraviglioso. Meraviglioso. Il nostro Dio si interessa anche alla singola anima. Ci pensate? Oggi purtroppo solo se ci sono numeri, se si arriva a un certo numero di persone, per il Signore la singola anima è importante. È qualcosa di incredibile. Qualcuno in settimana ha detto: ma come fa il Signore a conoscere proprio me? No, ti conosce perfettamente. Perché è Lui che ti ha creato e conosce ogni cosa di te. Non ha importanza di quale etnia una persona sia. Questo era un uomo etiope ed erano fra le categorie più disprezzate. Era di colore, come se fossero contrassegnati dalla natura, e fra l'altro anche eunuco, cioè un uomo emirato. Data la sua posizione di massima fiducia, a contatto con la regina, è molto probabile che l'uomo fosse castrato, una pratica comune dell'epoca per i funzionari di corte. Secondo la legge ebraica, riportata nel Deuteronomio 23.1, Debbie, puoi mettere 23.1 Deuteronomio, per favore? Guardate cosa dice. Gli eunuchi erano esclusi
l'eunuco a cui sono stati infranti o mutati i genitali non entrerà nell'assemblea del Signore. Quindi era esclusa, lui non poteva entrare nell'assemblea. Pensate che Dio gli manda un uomo. Non è grande Dio? Non è meraviglioso Dio? L'uomo era andato a Gerusalemme per adorare Dio, ma a causa della sua condizione e della sua origine straniera rimaneva escluso, cioè stava fuori. È Dio che prepara gli incontri. Siete d'accordo o no? Dio ha preparato il tuo incontro. Quando qualcuno ti ha parlato di Gesù, tu pensavi, ma Dio aveva preparato ogni cosa. Nel momento opportuno, nel momento giusto, qualcuno è venuto e ti ha parlato di Gesù. Te lo ricordi quel giorno? Te lo ricordi esattamente cosa è avvenuto? È avvenuto anche nella tua vita? Ma quello che voglio farvi notare è che Dio chiama Filippo. Ora dovete immaginare che a quel tempo la Chiesa nascente che stava nascendo stava passando una persecuzione. E al capitolo, vedete che al capitolo 8, dal versetto 3, ma Saul dice, devastava la Chiesa entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne li metteva in prigione. Allora quelli erano dispersi e se ne andarono di luogo in luogo, portando il lieto messaggio della parola. Filippo discese nella città di Samaria, vi predicò Cristo e le folle unanime prestarono attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltando e osservando i segni miracolosi che faceva Filippo. E la scrittura ci dice, fra le altre cose, il versetto 7, gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati e gridando ad alta voce molti paralitici e zoppi venivano guariti e vi fu grande gioia in quella città. Ora tutta sta andando alla meraviglia, Filippo viene usato potentemente da Dio, si trova in mezzo ad una grande benedizione, sta vedendo l'opera di Dio. Cosa succede? Succede al versetto 26 che Dio dice: Filippo, devi andare nel deserto. Ma Signore, cosa mi stai dicendo? Noi avremmo detto è Satana. Siete d'accordo con me o no? Qualcosa non quadra, io sto vivendo le benedizioni, sto vedendo in un risveglio, sto vedendo... È come se a me il Signore questa mattina mi dicesse: adesso non devi più fare il pastore, devi andare dove ti voglio io. E io direi: Signore, ma siamo sicuri? È questo quello che vuoi da me? Ma il servo di Dio sa quello che deve fare e ubbidisce a Dio. E la scrittura ci dice, che abbiamo letto qui, dal versetto 26, ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: alzati e va verso mezzogiorno sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza, essa è deserta. Ma Signore, mi mandi in una strada deserta, e che ci faccio io in una strada deserta? Se qui io sto vivendo e sto vedendo che tu mi stai usando per la tua gloria, io sto vedendo segni, miracoli e prodigi, liberazione, guarigione, mi prendi e mi mandi in una strada deserta. Filippo cosa fa? Filippo lascia tutto e va. Dio prepara gli incontri. Dio è colui che cambia la vita. Gesù, se voi vi ricordate, si incontrò con una donna che non erano considerate, che erano poco di facili costumi. Gesù dice che passò per la Samaria e questa donna, mentre i suoi andarono a comprare da mangiare, Gesù disse: qualche altra cosa io da mangiare. E aspettava questa donna al pozzo, che le donne si recavano a una certa ora, ma lei per vergogna andò a quell'ora e Gesù l'aspettò proprio lì al pozzo. E quell'incontro con Gesù cambiò completamente la sua vita. Ora la mia domanda questa mattina è questa per te, se non lo è ancora, te la devi porre: ma quanto ti sei incontrata con Cristo? La tua vita è stata cambiata oppure no? È stata trasformata oppure no? Oppure sei uscita da una religione e sei entrata in un'altra religione e sei entrata nella Chiesa cristiana evangelica e sei ancora religioso. Ma l'incontro con Gesù non parla di religione, parla di relazione.
una relazione con Cristo. Paolo dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. È una relazione, è un cambiamento totale. Non è far parte di una religione. Ah, ma voi non predicate questo, predicate la verità, ma che noi predichiamo la verità, ma tu non l'hai ancora sperimentato nella tua vita, non ti serve a nulla. Cristo ha cambiato la mia vita. Paolo dice: sono stato crocifisso con Cristo. Questa mattina parlavo con i neofiti. Sono stato crocifisso con Cristo. Quando sei stato crocifisso? Quando hai dato la tua vita al Signore, quando sei sceso nelle acque battesimali. E qui abbiamo visto una cosa che non riesco a comprendere personalmente, se mi aiutate per favore, perché io non vedo che qui Paolo parla del battesimo. Filippo parla del battesimo. Non gli dice devi essere battezzato. E lo stesso anche a casa di Cornelio. Non gli dice, quando Pietro va a casa di Cornelio, non gli dice che devono essere battezzati. Gli parla di Gesù. Ma parlando di Gesù, gli sta parlando del sacrificio di Cristo, e parlando del sacrificio di Cristo noi siamo trasformati quando noi scendiamo nelle acque battesimali, quando noi abbiamo creduto nel sacrificio di Cristo, perché siamo morti con Cristo e risuscitati con Cristo. Questo vuol dire il battesimo. Il battesimo vuol dire scendere nelle acque battesimali. Io muoio con Cristo e quando esco dalle acque battesimali sono una nuova creatura con Cristo. Non sapete voi che tutti quelli che vi siete battezzati vi siete rivestiti di Cristo Gesù, dice Paolo ai Galati. Abbiamo avuto un rivestimento di Gesù. Noi non la vediamo, ma gli spiriti immondi la vedono e lo sanno che siamo un figlio di Dio, perché ci siamo rivestiti di Cristo. E Gesù parlò quel giorno, vi ricordate, facendo un esempio o portando questa parabola che erano gli invitati a quel matrimonio, e passando per i tavoli vide che qualcuno non aveva la veste e lo cacciarono fuori. Io voglio confidare questa mattina che ognuno di voi che siete qui questa mattina vi siete rivestiti di Cristo. Avete fatto un patto con Dio. Il battesimo è un patto con il Signore. Così lo chiamavano i nostri genitori. Io ho fatto un patto con Dio, perché il battesimo è un patto. È lo stesso patto che tu fai quando ti sposi. È un patto con il tuo sposo, con la tua sposa. La fai davanti a Dio. Non la fai davanti a un ufficiale di stato civile o la fai davanti a un pastore, la fai davanti a Dio. E quel patto va consacrato e va tenuto. Così anche quando ti viene detto: sei pronto a servire il Signore? Sei pronto ad amarlo? Sei pronto ad ubbidirlo tutti i giorni della tua vita? Sì. E allora è un patto che tu fai con Dio. E sapete che il nostro Dio è un Dio dei patti? Sapete che Dio, quando è venuto il diluvio, ha detto non ci sarà più diluvio sulla faccia della terra, e ha fatto un patto con l'umanità? E vi ricordate il segno di quel patto qual è? L'arcobaleno. E sapete cosa ci sarà dietro al trono di Dio? Andate a vedere in Apocalisse. È seduto e dietro al trono c'è l'arcobaleno, perché Dio dice: questo è il patto che io ho fatto con voi e sono rimasto fedele con l'umanità. Dio mantiene i patti. Dio è il nostro Dio. Che cosa sta leggendo? Si avvicina, io mi immagino la scena, perché solo possiamo immaginarla. C'è sto carro che continua a camminare a passo d'uomo, credo, perché lui si avvicina e quindi sta sentendo, perché lui leggeva a voce alta. Ora dovete sapere, fate una ricerca, il profeta Isaia, c'erano persone che lo potevano acquistare e costava tanti soldi, ma lui era benestante, era il tesoriere della regina, era benestante ed era un rotolo di 7 metri di pergamena. Prova a immaginare a venire in chiesa con 7 metri sotto al braccio, solo un libro. Oggi si viene con l'iPhone, non il telefonino. 7 metri. Ma grazie a Dio c'è ancora chi viene con la Bibbia, perché prende appunti, perché si scrive qualcosa. Ci sono persone che hanno la Bibbia a colori. Quante volte io apro la Bibbia e trovo che mi sono scritto qualcosa, mi sono scritto qua qualcosa, il giorno, la data che il Signore ha parlato al mio cuore, e quando vado a cercare dico: guarda, mi ricordo quel giorno il Signore ha parlato alla mia vita su questo passo qua, su questo argomento qua, e mi piace ancora sentire l'odore della Bibbia. Se venite a casa mia vi faccio vedere quante Bibbie ho, tante traduzioni, perché mi piace. E quando vado su una bancarella la prima cosa che trovo, e mia moglie lo sa, devo cercare una Bibbia. Se è una traduzione che non ho.
Ho una Bibbia antica, una Bibbia vecchia, e mi piace perché quando compro le Bibbie vecchie, magari un giorno vi farò vedere, ci sono le Bibbie che io trovo, che te li danno anche per poco, e dentro ognuno ha appuntato qualcosa, e tu trovi qualcosa di quella persona, che il Signore mi ha parlato su questo passo, il Signore ha parlato, è qualcosa di meraviglioso, perché Dio sa come parlare ai cuori. Bellissimo. Il profeta Isaia lo aveva acquistato, era costosissimo, perché lo Spirito Santo invia proprio Filippo? Perché chiama proprio Filippo? È importante questo sapere. Filippo era ebreo, ma di origine cesarea, era in Palestina, ma era di cultura alleneista, apparteneva al gruppo dei cosiddetti allenisti. Si tratta di una diaspora che parlavano greco. Quindi Filippo si avvicina perché parla il greco e questo uomo parlava il greco e la traduzione che aveva del profeta Isaia era in greco. Un caso? Non è un caso. Dio sa chi mandarti. Sei d'accordo o no? Dio sa chi mandarti. Quell'uomo che stava a Napoli, che voleva uccidere, era andato là con una pistola dietro la schiena qua e doveva uccidere uno nei quartieri spagnoli di Napoli, una zona molto pericolosa. Almeno adesso comunque vanno anche a vedere la foto di Maradona. C'è tanta gente, un turismo, andare a vedere sto ritratto di Maradona. I quartieri spagnoli. E c'era questo qua che doveva uccidere uno, aveva una pistola dietro la schiena. E quel giorno pioveva a dirotto e c'era questa sorella anziana, questa vecchietta, che a un certo punto gli dice: giovinotto, tipo napoletano, no? Dice: giovane, ma che fate? Vi bagnate, poi dopo vi prendete una bronchite e ve la prendete con il Signore. Ma voi lo sapete che Gesù vi ama, è morto per voi. E questo con una pistola dietro la schiena sta aspettando, ogni volta si affacciava, ma questo gli parlava di Gesù. E talmente che gli ha parlato di Gesù e ha continuato a parlargli di Gesù, che quest'uomo è caduto in ginocchio. Gli ha dato il suo cuore al Signore. E quel giorno si è dimenticato proprio che doveva uccidere qualcuno. E quest'uomo ha aperto una chiesa lì, che era una bisca clandestina. Io ho predicato in quella bisca clandestina. Perché una vecchietta che non ce la faceva neanche a camminare, che stava lì, Dio aveva preparato quel momento per parlare al cuore di quell'uomo. Forse questa mattina Dio sta parlando al tuo cuore. Ha preparato questo momento per parlare alla tua vita. E non possiamo dire un giorno, io credo, guardate, io ho sempre fatto, perché da buon napoletano mi faccio i viaggi mentalmente, mi faccio i filmati, le cose, no? Noi abbiamo tanta immaginazione. E allora dico, più delle volte, se io voglio far vedere qualcosa alle mie figlie, che l'ho filmate quando erano ragazzine, li metto là e dico: vedi, hai visto? Guarda, e le faccio vedere. Un giorno quando saremo con il Signore, pensate che noi possiamo dire al Signore: ma no, non c'ero, non mi ha detto niente. Ah no? Vuoi vedere? E ci fa vedere. Quando il pastore Gianni stava predicando quella predicazione, che ti è entrata di qua e uscita dall'altra parte, perché chissà cosa stavi pensando. Eri seduto, ma eri assente. Dico il pastore Gianni per dire qualche altro fratello, qualcun altro. O qualcuno è venuto da te quel giorno e ti ha parlato e ti ha detto qualcosa e quindi tu non hai dato ascolto a quelle parole che ti sono state dette. Hai detto: vabbè, domani, sì, domani. Quest'uomo era una persona che era, diciamo, scoraggiata, una persona che pur vivendo nella sua condizione si sentiva escluso, non poteva andare. Eppure era andato a Gerusalemme perché voleva sentire parlare di Dio e si è comprato il profeta Isaia e se lo stava leggendo a voce alta, ma non comprendeva. E lo Spirito Santo sa quello che tu comprendi e quello che non comprendi e ti manda la persona giusta nel momento opportuno proprio per ricevere quella parola di cui tu hai bisogno. Una parola che non sapevi, ma te lo stai chiedendo. Arriva qualcuno e ti dice: ma per caso ti stai chiedendo questo? O per caso? Allora tu ricordi e quindi sei
riesci a realizzare quello che ti sta dicendo? Come posso comprendere se non c'è qualcuno che me lo spiega? Ecco che lui gli inizia a parlare del Signore. L'Etiopo fa una domanda. È una domanda che dice: di chi parla, ti prego? Di chi sta parlando qui? Sapete che ancora tuttora Isaia, questo passo della parola, non è letto nel popolo ebraico. Gli ebrei non leggono questo passo, perché non sanno, o meglio, alcuni dicono che sta parlando di loro, il popolo che è stato comunque, ha passato le persecuzioni, quindi dicono siamo noi quelli. Altri invece proprio lo escludono proprio perché non si sa di chi sta parlando, perché il profeta Isaia profeticamente è qualcosa di meraviglioso parlando di Gesù, come una pecora muta portata allo scannatoio, è stata uccisa. Quindi quest'uomo si pone una domanda: ma di chi stai parlando? E lui gli inizia a parlare di Gesù. Fratelli, voglio dirvi una cosa. Purtroppo è così, non lo dico io, lo dice la sua parola, la salvezza è solo in Gesù Cristo. Non c'è nessun'altra via. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Qualcuno dice: ma è lo stesso Dio, abbiamo lo stesso Dio, Dio è così. No? Gesù dice: io sono la porta delle pecore. Chi passa attraverso questa porta troverà pastura. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è quella strada, non dice sono una via, sono la via. Non c'è un'altra via. E lui aveva bisogno, anche se in qualche modo conosceva l'Iddio degli ebrei e quindi stava andando a ascoltare qualcosa di religioso, aveva bisogno di conoscere qualcuno, personalmente. E vedete la cosa meravigliosa? È che quando noi conosciamo Gesù, noi conosciamo Lui. E quando conosciamo Lui, conosciamo il Padre. Perché chi ha conosciuto me, disse Gesù, conosce anche il Padre mio. Perché chi ha ricevuto me, ha ricevuto anche il Padre mio. Se non conosciamo Gesù, non possiamo conoscere il Padre. Perché da questo noi conosciamo il Padre, perché abbiamo visto l'amore di Dio attraverso Gesù Cristo, Figlio di Dio. La legge di Mosè diceva che lui non poteva entrare perché era malformato. Ma quando ha conosciuto Gesù, ha visto qualcosa di meraviglioso nella sua vita, che il Signore non fa discriminazione. Né pelle di colore, né razza, né distinzione, qualsiasi sia la malformazione, qualsiasi siano i tuoi vecchi peccati, qualsiasi sia stato nella tua vita che hai passato, nel passato il sangue di Gesù è potente da purificarci da ogni macchia di peccato. Non è meraviglioso? Il sangue di Gesù è potente da purificarci da ogni macchia di peccato. E a me fa piacere che parla al presente, non parla soltanto quando abbiamo conosciuto il Signore. Cioè il sangue di Gesù ci ha purificati, no, è potente a purificarci. Ancora oggi c'è potenza nel sangue di Gesù. E tu prova a parlare con il diavolo, con una persona indemoniata, e prova a fargli questa osservazione. Prova a iniziare a lodare il Signore e di sangue di Gesù, sangue di Gesù. Vedete cosa succede a quella persona? Io ho fatto questa esperienza. Si allontanano velocemente, perché il sangue di Gesù è qualcosa di straordinario, qualcosa di meraviglioso. L'Etiopo fa una domanda: di chi sta parlando il profeta? E poi l'altra domanda dice: ecco dell'acqua, che cosa impedisce di essere battezzato? Chi gli aveva detto del battesimo? Chi aveva parlato del battesimo? Che cosa impedisce di essere battezzato? Niente ti impedisce di scendere nelle acque battesimali. Niente. I tuoi vecchi peccati, se tu hai conosciuto Gesù, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo.
Ce la farò o non ce la farò, poi farò un patto con il Signore, farò andare avanti e se poi dopo non riesco a fare, ma perché ti crei tutti questi problemi? Perché metti il carro davanti ai buoi? Il Signore ti conosce. Questa mattina dicevo ai neofiti questa mattina, noi non possiamo deludere Dio. Ci illudiamo, pensiamo, ho deluso il Signore, ma non lo deludi perché Dio sa quello che tu puoi fare, quello che sei in grado di fare. E questa esperienza gliela fece fare a Pietro. Perché Pietro fece questa osservazione: sarai scandali per altri, ma non per me. Tu non sarai scandalo per me. Non si conosceva bene Pietro, aveva bisogno di incontrarsi. Io dico sempre, Simone si è incontrato con Pietro, perché prima il suo nome era Simone e Dio glielo cambiò. Si incontrò con Pietro. Perché quando poi spergiurò, non lo conosco, non l'ho mai visto, chi quello, ma quando tremò e il gallo cantò, ecco che allora venne, perché Gesù gli disse: Pietro, io ti dico una cosa, che il gallo non canta, che tu già non mi abbia rinnegato 3 volte. Pietro, Pietro, tu non sai di che passo sei fatto, ma io so come sei fatto, anche perché noi non possiamo deludere Dio. Noi non deludiamo Dio neanche quando gli promettiamo qualcosa e poi non lo facciamo. Fate attenzione perché questo viene dal diavolo. Il diavolo continua a mettere nella tua mente: hai visto, hai promesso questo ma non hai mantenuto. Fai molta attenzione, rialzati e Dio, il sangue di Gesù che mi purifica da ogni macchia di peccato, e ho Gesù alla destra del Padre che sta pregando per me e Lui sa che io sono polvere. Egli non ci ha trattato in base a quello che noi meritiamo, dice il salmista. Guai se avessimo dovuto ricevere qualcosa per quello che meritiamo. E per la grazia di Dio, io voglio ribadirvi questa mattina, è quello che mi dico sempre a me, ogni volta che il Signore mi guarda, Lui mi guarda attraverso il suo Figlio Gesù Cristo. Lui mi guarda attraverso la croce, io sono nascosto dietro alla croce di Cristo e allora Lui mi vede perfetto, come dice l'Apostolo Giuda. Egli ci ha fatto comparire davanti a Lui perfetto, senza macchia di peccato. Pazzesco, pazzesco. Ma perché? Perché ci guarda attraverso il suo Figlio Gesù. Padre, io ho pregato per Lui. Vi ricordate? Vi ricordate dell'albero? Vi ricordate della vigna? Vi ricordate il vignaiolo? Andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Taglialo, perché sta lì a rendere improduttivo anche il terreno che lo circonda. Taglialo! E il vignaiolo dice: no, dammi ancora un po' di tempo che io lo posso concimare, posso spendere per lui. E questo è Gesù! È Gesù che dice: dammi un po' di tempo affinché Gianni, magari quando vieni troverai un po' di frutto. Inizi a vedere i fiori, inizi a vedere che qualcosa sta facendo, sta uscendo. E poi dice: quando tu tornerai, se non trovi, allora sarai tu a tagliarlo, ma non io, perché io ho dato la mia vita per lui. Pensa all'amore di Cristo, l'amore di Gesù. Sarai tu a tagliarlo, ma non lo taglierò io. Ma il diavolo continua a lavorare nella mente. E io lo dico sempre, quando il diavolo ha preso la tua mente, ti ha buttato a terra. Ecco perché dobbiamo mettere l'elmo della salvezza, affinché tutti i tardi infuocati del maligno siano e non colpiscono, perché quando inizia a colpire la mente, gli diamo posto, inizia a lavorare nel nostro spirito e piano piano entra nel nostro cuore e ci allontana dalla presenza di Dio. Non dire mai non sono degno. Ascolta quello che ti sto dicendo questa mattina. Non dire mai non sono degno, perché se tu dici non sono degno stai calpestando il sangue di Gesù. Io sono quello che sono per la grazia di Dio. Sono un peccatore salvato per grazia. Diglielo al diavolo. Sai che mal di testa gli fai venire? Sono un peccatore salvato per grazia. Ma voglio dirti questo, che io so che il mio Redentore vive. Io so che il mio Redentore vive. Questa è la nostra fede. Sapete che il nostro Dio vive. Pietro andò a casa di Cornelio e gli annunciò Cristo. Andò a casa di chi? Coloro che non erano ebrei. E Pietro disse: ora capisco, ora ho compreso che la grazia di Dio è stesa su tutti.
perché lo Spirito Santo scese su di loro mentre stava predicando e ricevettero il battesimo nello Spirito Santo. Iniziarono a parlare altre lingue. Ma cosa fu che gli fece credere l'importanza del battesimo in acqua? Perché è il mandato che la Chiesa ha avuto. Ho sentito qualche settimana fa che c'è anche una chiesa, o più di una chiesa, e questo fa vergogna, di dire non importa, tu hai avuto il battesimo da piccolino, da bambino, e quello basta e avanza. Hai ricevuto? No. Perdonatemi, ma io dico ciò che è scritto la parola, poi se c'è qualcuno che vuole magari dire che questo che io vi sto dicendo me lo venga a dire, io sono pronto. Ma la parola di Dio parla chiaro. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Devi credere. Un neonato non può credere. Un bambino non può credere. Ma poi più avanti, sai, gli parlo, no, non ha compreso niente del battesimo, te lo posso garantire, che non ha compreso la morte, il significato della morte, che sono stato crocifisso con Cristo. Andate dunque e fate i miei discepoli, battezzandoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Matteo 28,19. Sta parlando di fare discepoli, non membri di chiesa. Non membri di chiesa, discepoli. E c'è una grande differenza. Perché il discepolo è uguale al suo maestro. Il discepolo ha imparato dal suo maestro. E noi tutti quanti noi qui abbiamo un solo maestro. Attenzione, non è quello che ti fa lo studio durante la settimana, non è il pastore della chiesa. Noi abbiamo un solo maestro, è lo Spirito Santo, che ci insegna. Ma abbiamo come figura, unica figura che noi dobbiamo assomigliare a Cristo Gesù il Signore. A Lui dobbiamo assomigliare, perché quelli che Egli ha preconosciuti li ha predestinati ad essere all'immagine del suo Figlio Gesù Cristo. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. E allora l'eunuco dice: chi impedisce che io sia battezzato? Che cosa impedisce? Pensate, ha trovato una pozzanghera, che però potevano scendere tutti e due in acqua. Perché il battesimo è per immersione, non è un po' d'acqua in testa, è per immersione. Devi scendere nelle acque e poi risalire completamente, perché questo raffigura: sono morto con Cristo. Ho detto stamattina, l'ho detto anche altre volte, io ho partecipato al mio funerale, tu? Io sono stato al mio funerale. Non sarò quando morirò quello terrenalmente, cioè non lo posso vedere, ma il mio funerale l'ho visto spiritualmente, perché sono io che sono morto, e ho detto io, allora quando sono morto, dopo mi sono visto, quando sono uscito dalle acque, mi sono visto seduto nei luoghi celesti con Cristo Gesù. Perché così dice la parola di Dio. Egli ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Non è meraviglioso? È un'opera stupenda. Allora questa mattina voglio dirti questo, voglio concludere questa mattina con questo pensiero. Il nostro Dio è un Dio personale e Lui ha a cuore la tua vita e ha a cuore la mia vita. Lui sa tutto quello che tu fai. Pensate il momento opportuno che Filippo si è avvicinato a Lui. Io vorrei sfidare la fisica. A una persona che sta leggendo il profeta Isaia, che non finisce mai, sta leggendo proprio il punto dove sta parlando di Gesù e Filippo si avvicina proprio ascoltando quel passo. Non è pazzesco? Perché Dio sa quando mandarti qualcuno al momento opportuno, proprio in quella situazione, in quella circostanza, proprio in quel momento. Mi ricordo, adesso non c'è Palmiro, Silvia, che non ci sono, però potete chiedere, loro quando hanno iniziato a frequentare la chiesa, stavano leggendo qualcosa e dicevano: se questa è la chiesa tua, mi devi parlare su questo passo. Venivano in chiesa e il pastore parlava proprio su quel passo. Loro andavano a casa, la domenica successiva, trattavano un argomento della Bibbia e diceva: se questa è la chiesa dove tu dici che mi devi parlare su questo passo. E il pastore trattava proprio quel passo e diceva alla moglie, lui diceva: sei stato tu che sei andato a parlare al pastore? No, tu hai parlato del pastore, nessuno.
Perché? Perché arrivava proprio quello che loro stavano chiedendo dal Signore. Ascoltate, Dio dice: mettetemi alla prova. Mettetemi alla prova. Quanti di voi avete messo alla prova Dio? Io l'ho fatto. Quando mi ha chiamato al ministero pastorale non lo volevo fare il pastore e l'ho messo alla prova. Ho detto: Signore, se tu veramente mi stai chiamando, perché sapevo il peso del ministero pastorale, ho detto: Signore, se tu mi stai chiamando, allora deve succedere questo, questo e questo. Il Signore ha mandato un fratello dall'America, un pastore, è venuto e mi ha detto: tu hai detto al Signore questo, questo e questo, e ti succederà questo, questo, questo e questo, e tutto si è avverato. Tutto quello che mi ha detto si è avverato. Vero Lidia? I fratelli lo sanno. Tutto. Queste sedie qua che voi vedete, quelle rosse là, vedete quelle là? Queste sedie qua. Lui ci disse: te lo darà un prete di una chiesa cattolica le sedie. Tu aprirai il locale di culto e le sedie te le darà un prete di una chiesa cattolica. Io dissi: un prete mi dà le sedie a me. Allora io vidi, volete sentire questa testimonianza? Allora io vidi sul giornalino, perché avevamo trovato un localino, fra l'altro lui ci disse anche di questo localino, dove era in piazza Marostica, eravamo proprio fuori dalle mura di Marostica. Prima c'era una pescheria dentro e quindi c'erano, se no, 60 sedie, 70, vero Lidia? 60-70 sedie. Noi eravamo una ventina e allora dovevamo comprare le sedie. Avevamo soltanto la nostra spesa per comprare queste sedie. E allora, fra l'altro, io siccome che, vedete il fatto di sfidare Dio, siccome che lui disse che il Signore mi aveva chiamato al ministero, che adesso dovete uscire da dove siete, dovete trovare un locale, allora io, quando trovai questo locale, era nel 2000, stavamo appena entrando nell'euro. E allora questo qua pagava 1.600.000 lire al mese. Io gli dissi: se vuole noi le diamo 800 euro al mese. Lui disse: non se ne parla neppure. E io dissi: va bene, non importa. Io dissi: Signore, se tu hai detto, io dissi: questi sono i nostri soldi. Mi chiamò e disse: il proprietario ha accettato 800 euro al mese. Io dissi: no. Invece accettò. Ora avevamo bisogno di sedie, lui ci aveva detto che ce li dava un prete in una chiesa cattolica e io andai a cercare sulla piazza il giornalino che abbiamo qua, dove vai a vedere: vendesi sedie per sala riunioni. Wow! E io telefonai, eravamo io e Carlo, telefonai e dissi: senta, noi abbiamo visto queste sedie, poltroncine, saremmo interessate? Sì, disse: guardi, venga a Cartigliano, in mezzo alla piazza, io l'aspetto là. Io dissi: sente, come faccio a conoscere? Non si preoccupi, io la riconosco. Vabbè, faceva un freddo, dentro la macchina, io avevo il Chrysler, perché a quell'epoca avevo l'azienda, la ditta. Allora Carlo si sedette dietro e lui praticamente vide un omino piccolino là con i cappelli in testa, piccolino, e io mi avvicinai perché era l'unico e dico: senta, per caso? Sì, sono io, voi siete quelli delle sedie? Sì. Io avevo sopra il mio Chrysler, qui avevo sempre la Bibbia, così. Lui si sedette a fianco, vide e dice: lei è un pastore di una chiesa? Io dissi: pastore, una parola grossa. Dice: è un pastore? Dissi: sì. Ah, ok, disse lui, va bene. Allora scendemmo e ci portò sotto al cinema di Cartigliano. E c'erano tutte quelle poltroncine, erano 400, uno sopra l'altro, tutte imbiancate così. E io vidi, se voi vedete dietro alle sedie, c'è scritto anche chi è l'artigiano, chi l'ha fatto, e sono inifughe. Loro li pagarono 160.000 lire l'uno. Noi dovevamo dargli 20.000 lire. Quindi io dissi: guarda, io la ringrazio, però non possiamo, perché ci dissero 60.000 lire. E io dissi: guardi, noi possiamo darle 20.000 lire. Quello che è con i preti che apre come si chiama il cappellano? Sacrestà. Non se ne parla neppure. Assolutamente no. Sono cose... Lui, peccato che non c'è Carlo lì, perché volevo fare... Lui disse: basta! Questi sono i fratelli della Chiesa evangelica e noi le sedie li diamo a loro. Io dissi a Carlo: dammi 2 sberle, perché sto dormendo, sono sicuro che sto dormendo, e le sedie le prendemmo tutti e 400, di cui 300 li mandammo a Napoli, perché un fratello di Napoli portò il camion, venne qui, si caricò tutte le sedie e le portò, perché lui aveva bisogno di sedie. Abbiamo pagato 20.000 lire l'uno.
Dio sa come parlare ad ognuno di noi. Fratelli, la Chiesa è del Signore. Tu sei del Signore. Tu appartieni a Gesù. Lui ha dato la sua vita per te. E guai a chi ti tocca, perché chi tocca te, tocca Lui. Ho detto che quando la Chiesa, l'Apostolo Paolo aveva ucciso Stefano e stava perseguitando la Chiesa, il Signore l'acceca a Paolo e gli dice: Paolo, Paolo, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Non perseguiti la mia Chiesa, perché mi perseguiti me? Perché mi stai perseguitando? Perché chi tocca te, tocca il Signore. E questo lo dovremmo sempre tenere in mente. Tu non stai scherzando con me, tu stai scherzando con il Signore. E fai attenzione, perché con il Signore non si scherza. Uno disse a un fratello a Napoli, che aveva una chiesa sul Quadrivio di Secondigliano, un'altra zona, andò durante la settimana e disse: noi veniamo domenica e ci prendiamo l'offerta, perché voi dovete pagare il pizzo. Questo disse: noi non diamo soldi a nessuno, la Chiesa del Signore non diamo soldi a nessuno. E questo gli disse: tu non sai io chi sono. E questo fratello pastore disse: no, tu non sai io chi sono. Io sono un figlio di Dio. Fai attenzione. Lui disse: poi vedremo. Lui avvisò tutta la Chiesa e disse: fratelli, domenica verranno per fare quello che hanno intenzione di fare. Chi vuole rimanere a casa e ha paura rimanga a casa. Chi vuole venire venga. La Chiesa era piena. Piena! Mentre stavano facendo il culto, sentono boh, 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 spari. L'avevano ucciso fuori dalla chiesa. C'è stato un conflitto a fuoco. Escono fuori e lo trovano a terra ucciso. Tu non sai chi sono io. Tu non sai con chi ti stai mettendo. Ed è questo quello la nostra potenza. Noi dobbiamo sapere chi siamo in Cristo. Mi state seguendo? Non possiamo avere paura del diavolo, noi siamo figli di Dio, è il diavolo che trema, quando tu ti metti in ginocchio, tutto l'inferno trema. E invece noi lasciamo il diavolo, ma mi sto passando, ma cosa, ma cosa? Io quando andai da ragazzino entrai da quella donna perché giocavo a calcio, ve la ricordate questa testimonianza? E poi concludo perché andrei avanti per un'ora. Io giocavo a calcio con il Napoli, ero con gli allievi del Napoli, quindi ragazzi, il Signore mi aveva battezzato nello Spirito Santo a 14 anni. A 15 anni ho fatto il battesimo in acqua. Io giocavo con il Napoli e loro dissero: adesso andiamo da una donna a farci indovinare, da un indovina. E io dissi: vengo anch'io. E quindi andammo tutti quanti, ci sedemmo con questa tavola grande, come quella che abbiamo nella cucina di là, e tutti quanti dovettimo toccarci tutti quanti così. Lei era fronte a noi, e lei faceva: ci sei, ci sei, ci sei. A un certo punto si alza e disse: c'è qualcuno in mezzo a voi che è pentecostale. C'è uno in mezzo a voi che è pentecostale. E tutti i miei amici: lui. E lei disse: udite, se non esce da qui se ne crolla tutto il palazzo. Deve uscire immediatamente da qui. A me vengono i brividi perché sono un figlio di Dio. Tu non sai cosa avviene nel mondo spirituale quando tu ti converti a Cristo. Tu non sai cosa avviene nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia. Continui a guardare quello che il diavolo ti dice di guardare, ma tu sei un figlio di Dio nell'ambito spirituale perché tu ti sei rivestito di Cristo Gesù. Hai le vesti di Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Alleluia! Gloria a Gesù, perdonatemi se urlo, ho ancora forza. Non riuscivo neanche a entrare quando sono venuto, è vero o no? Ma quando sto dietro al pulpito lo so che il Signore, poi scendo e vado zoppicando, ma alziamoci nel cospetto del Signore. Signore, questa mattina io voglio chiederti perdono, personalmente, come pastore della Chiesa, che tu mi hai dato da servire. Signore, a volte ci lasciamo prendere, non abbiamo ancora compreso appieno quello che tu hai fatto nella nostra vita.
Oh, se soltanto tu ci potessi trasportare nel tuo amato regno, i nostri occhi spirituali a vedere la gloria che tu hai preparato per noi. Gloria a Dio! Tu hai detto, Padre, io voglio che dove sono io siano coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria. Signore, grazie per l'opera che tu hai compiuto nella nostra vita. Signore, io ti prego questa mattina che questo messaggio sia un messaggio che abbia potuto scuotere, smuovere i cuori, Signore, di quanti l'hanno ascoltato e di quanti lo ascolteranno ancora, di quanti sono a casa, di quanto, Signore, possono realizzare la tua potenza. Perché tu ci hai detto, Signore, lo hai confermato quel giorno, non dipartitevi da Gerusalemme fino a quando non siete stati rivestiti dall'alto. C'è potenza nell'unzione dello Spirito Santo. Signore, grazie per quello che tu sei per noi, per quello che hai compiuto per noi. Continua a benedire l'opera delle tue mani qui a Marostica. Signore, fa che questa chiesa sia un profumo d'odor soave per quanti ancora non ti conoscono. E Signore, questa mattina voglio dirti, fa che ognuno di noi sia come Filippo, che possono ascoltare la tua voce e dovunque tu ci chiami, Signore, vogliamo andare a parlare di te, di coloro che ti stanno cercando. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio ci benedica, buona domenica.